mi sono... cioè tu mi piaci, Ginevra, tu mi piaci, ok? Devo dirti che in realtà tu mi piaci, io ti amo. Ti andrebbe di fidanzarti con me, Ginevra? Ve lo ricordate com'è andata a finire l'ultima volta con Ginevra? Non ve lo ricordate, ma soprattutto non sapete chi è Ginevra. Vabbè, Ginevra è la mia fan innamorata, quella ragazza che... Mi sa che Rio appena ha sentito Ginevra è impazzito. Questo è quello che è successo la scorsa volta quando ho provato a baciarla. E che... Salvo, tu devi sapere la verità. Ma è arrivato il Natale e quindi devo fargli un piccolo regalo. Però, vabbè, voi starete vedendo il video dopo Natale. Solo che... Rio, ma... cosa dovrei regalargli? Cioè, cosa secondo te dovrei... insomma, regalargli, dai. Dammi un consiglio d'amico. Dei trucchi? Hai ragione. È una ragazza, quindi magari gli potrebbero piacere. Cosa? Dici che dovrei chiedergli di fidanzarci per questo video? Ma sei fuori di testa, Rio. Ma che cosa dici? Io per fidanzarmi con lei? Ma io non voglio farmi la fidanzata. Allora, Rio? Papà? Papà? Senti, Rio, io non ti capisco. Secondo me non dobbiamo chiedergli di fidanzarci. Mi spiego? E se poi... ho capito! Va bene! Se ti incavoli così tanto, allora gli chiederò di fidanzarci. Vado, ci vediamo dopo. Ciao, Rio! Siamo appena arrivati a casa di Ginevra. E sì, ragazzi, proveremo a chiedergli di fidanzarci. Ma non vi preoccupate, è solo un piccolo esperimento. Mica io voglio veramente fidanzarmi con Ginevra. Ho comprato un mazzo di fiori finto. Sì, perché quelli veri non c'avevo voglia di comprarli. E poi un piccolo regalo. Dato che siamo in tema natalizio, è giusto che io gli porti qualcosa per cercare di farci fidanzati. Ragazzi, adesso andiamo a suonare e non perdiamo altro tempo. Sta suonando. Aperto, raga. Sì, perché vabbè, gliel'avevo già detto che stava arrivando. Seguimi, Carlo. Ginevra. Ciao Ginevra, come va? Va bene. Ciao. Allora, ti ho portato dei fiori e anche un piccolo regalo di Natale. Perché comunque siamo a tema natalizio. Allora ho detto, perché non portargli un regalo alla Ginevra mia preferita? Devo entrare? Grazie. Mi fai entrare? Sì. Ok, entriamo. Vieni, accomodati, dai. Va bene, vengo. Allora, come va, Ginevra? Tutto bene? Tutto bene. Come mai qui? Come mai qui? Ho detto, perché non andare a trovare la cara Ginevra? Beh, in realtà sono qui per dirti una cosa, Ginevra. Ma prima, che ne pensi di aprire il regalo che ti ho dato? Sì, perché sono andata a comprarti un regalo per Natale. E quindi ho detto, perché non portargli a Ginevra un piccolo regalo? Cioè, se ti va, aprilo e... no, se ti va Certamente. dimmi poi se ti piace, perché magari non ti piace, lo puoi andare a cambiare. E poi devo dirti anche un'altra cosa. Dimmi. Beh, sì, intanto apri e poi dimmi se ti piace. Dato che me l'ha consigliato Rio, me l'ha consigliato Rio. Quindi se non ti piace, prenditela con lui. Oddio, ma è bellissimo, mi serviva. Quindi ti piace? Cioè, un pappagallo ha azzeccato il regalo? Pappagallo parla. Senti, non ti fare troppe domande. Passiamo all'altra cosa. Salvo, comunque. Allora, Ginevra, calma. Intanto ti ho portato questi fiori rosa perché rappresentano la tua bellezza. E quindi ho detto, sono i fiori, guarda. Cioè, sei bellissima, Ginevra. E quindi io Ti ringrazio, ma meglio posarli per ora. Perché? Ho una cosa da dirti importante. Aspetta. Riguardo all'ultima volta. Aspetta, sì, a proposito dell'ultima volta. Sti cavoli della verità. Ginevra, io mi sono... cioè, tu mi piaci, Ginevra, tu mi piaci, ok? Tu mi piaci. Salvo, devo dirti appunto la verità. Ma di che verità stai parlando, Ginevra? Dai, ma che stai dicendo? Ginevra, io ti devo dire una cosa. E tu sei veramente bellissima, ma
oggi... Salvo, fermati, forse non stai capendo, devo ancora dirti la verità, non... Ma di che verità parli? Ginevra, ascolta, l'altra volta quando ti ho baciato, ascoltami, l'altra volta quando ti ho baciato, tu mi hai messo la mano, giusto? Cioè, e quindi innanzitutto vorrei capire il perché mi hai messo la mano, ma non eri quella che mi ha scritto che mi amava e queste cose qui? Beh, Salvo, appunto, lasciami parlare dell'altra volta. Io devo dirti una cosa veramente importante, che secondo me non è giusto mantenere in sospeso. Ok, sì, adesso te lo farò dire, ma prima fai parlare me. Innanzitutto dammi la mano, perché io ti devo dire un qualcosa che sto facendo, che veramente devi credermi, Ginevra. Io ti trovo veramente una ragazza bellissima e vorrei chiederti, cioè, di tanto, se ti va, vorrei darti un bacio alla guancia, sì, se vuoi, vorrei darti un bacio alla guancia. Un bacio alla guancia. D'accordo. Un bacio alla guancia, ok. E poi devo andare un secondo in bagno, sì, devo andare un secondo in bagno perché sto arrivando, mi porta anche Carla che... Vieni Carla, andiamo. Che devo fare? Carla, aiutami! Ma chi l'ha detto che devo dire a Ginevra che voglio fidanzarmi con lei? Ok che sono pazzo e che sto facendo un esperimento, ma mi sembra veramente assurdo tutto ciò. Devo trovare una soluzione, mi sto veramente vergognando troppo. Aspetta, ma i fan di Crazy Mad hanno detto che io devo chiedergli di fidanzarci e io lo farò, ma no, Crazy Mad non si abbatterà così, ragazzi. Crazy Mad non si abbatterà così. Io gli chiederò di fidanzarci, ma voi dovrete lasciare tantissimi like, quindi per la forza fatelo ora, mi raccomando, perché mi vergognerò veramente tanto. Vedo che hai cambiato posto, Ginevra. Allora, eccoci qua. Allora, io ti devo dire una cosa importante, ok? Dammi la mano. Ok, ma prima fai parlare me. Ho capito che devi dirmi una cosa importante. Lo so già, tu sei innamorata di me, Ginevra. Non ti preoccupare, lo capisco. No, ma non ti preoccupare, Ginevra. Lo capisco che tu sei innamorata di me. Me l'hai scritto nella lettera. Non c'è più bisogno di dirmelo. Quello che ti devo dire io invece è super importante. Ginevra, io Ginevra, devo dirti che in realtà tu mi piaci. Zitta, fammi parlare. Tu mi piaci e devo dirti che io sì, io ti amo. Ti amo, Ginevra, e quindi devo chiederti un'altra cosa, ma ok, ti farò parlare. Tanto lo so già che tu mi ami. Dai, vai, dimmi. No, hai confuso le cose. E come ho confuso le cose? Ginevra, ma se me l'hai scritto nella lettera! Ragazzi, vi ricordate anche voi quella lettera? Vi mostro la parte. Oh, cavolo, che scrittura c'ha? Cominciamo a leggerla. Ciao Salvo, forse non sai chi sono io, ma ti scrivo perché voglio rivelarti un'importante verità. Te lo ricordi quella lettera che mi hai inviato? Sì, ma Salvo, devi capire che non sono stato... Ma che cosa? Aspetta, Ginevra, io lo capisco che tu adesso stai cercando una scusa per diciamo, cambiare, ma non ti preoccupare, io ti accetto per quella che sei. Nel senso che sei bellissima, Ginevra, ma non so se io e te potremmo nel senso che ti volevo chiedere, Ginevra, di fidanzarci. Ti andrebbe di fidanzarti con me, Ginevra? Salvo, no, la mia risposta è no, mi dispiace. Come non mi dispiace? Ma se l'altra volta mi hai detto che mi amavi! Salvo, adesso devi ascoltarmi una volta per tutte. Non possiamo continuare in questo modo. Devo dirti la verità. Ma Ginevra, dove stai andando? Che devi dirmi?